In Veneto 10.000 potenziali clandestini, lo denuncia il governatore Luca Zaia, che oggi era nel Veronese in visita all'aeroporto militare di Villafranca. La sua affermazione è scaturita dall'esame del risultato dei primi accertamenti dalle procure della regione. 1000 militari, una comunità che con le famiglie arriva a 2300, un centro logistico di alta specializzazione in campo aeronautico, un nucleo operativo pronto a gestire le situazioni sanitarie di emergenza tipo Ebola. Sono alcuni degli aspetti illustrati dal comandante del terzo stormo di Villafranca alla delegazione regionale in visita da Venezia, guidata dal presidente Zaia, che in mattinata ha lanciato un forte allarme sul tema immigrazione. Il ragionamento è semplice, i tribunali stanno bocciando il 60% delle richieste di asilo politico, facendo diventare l'attuale regime di ospitalità una sorta di fabbrica di clandestini. Abbiamo contezza del fatto che 2 su 3 non sono profughi, che anche quest'anno chiuderemo il bilancio con 200.000 arrivi, già il Veneto ne ha 517.000 di cittadini immigrati, ma soprattutto ricordiamo che i veneti non hanno paura del diverso, ma hanno paura dell'ignoto, cioè di coloro che vengono qui, che non sono profughi, in perfetta forma fisica, con il telefonino e le cuffiette e che magari buttano a terra il cibo perché si lamentano perché non gli piace. Noi siamo a favore dell'ospitalità, di chi scappa dalla morte, di chi scappa dalla fame e dei profughi veri. Le loro facce le abbiamo viste, sono quelle dei siriani, sono quelle facce spettrali che abbiamo visto in TV, di certo non alcune facce di qualcuno che viene qui in Veneto che non ha nulla a che vedere con i profughi. Il dito è puntato anche contro la lentezza delle verifiche delle commissioni prefettizie che devono decidere chi ha diritto alla qualifica di profugo. Zaia chiede di investire il necessario per aumentare il numero delle commissioni per lo status e delle strutture che devono poi valutare i ricorsi, organizzando infine una strategia di rimpatrio a coatto invece che intimare al clandestino di allontanarsi dal suolo nazionale in 15 giorni.